In un tempo di ferro e tempesta, in un mondo dove le luci si spegnevano e l'oscurità sembrava avvolgere ogni cosa, si levò un uomo di grande fede e coraggio. Questo uomo era Leone, un giovane dalla mente brillante, nato nelle dolci colline della Toscana e cresciuto tra le antiche pietre della città eterna, Roma. Fin da ragazzo, Leone mostrava un cuore puro e una mente affamata di sapere. Passava ore e ore a studiare i sacri testi, le parole che risuonavano come musica nel suo cuore. Il suo zelo e la sua intelligenza non passavano inosservati. La sua anima luminosa attirava l'attenzione del Papa dell'epoca, che lo chiamava a sé, affidandogli compiti importanti e responsabilità sempre più grandi. Ma Leone non cercava gloria, viveva con umiltà, come un servo fedele, e serviva con amore e dedizione. La sua anima si scaldava alla luce della fede e ogni suo passo era guidato da una dolcezza che conquistava chiunque lo incontrasse. Era come se Dio stesso avesse scelto Leone per una missione speciale, una missione che ancora doveva rivelarsi completamente. Un giorno, mentre Leone era lontano, ricevette un messaggio che avrebbe cambiato la sua vita. Era stato scelto come Papa, chiamato a guidare la Chiesa in un'epoca difficile, un'epoca di pericoli e incertezze. Con un cuore pieno di timore ma anche di fiducia, tornò a Roma, accettando l'immenso compito che Dio gli aveva assegnato. Iniziò così un periodo di grande lavoro. Leone si dedicava a portare luce e speranza al popolo. Parlava con semplicità, ma le sue parole scendevano come gocce di miele nell'animo di chi le ascoltava. Il popolo lo seguiva e i sacerdoti lo amavano, perché lui non era solo un capo, ma un padre, una guida dolce e amorevole. Ma non tutti amavano la pace e l'amore. Lungo le vie della fede si muovevano ombre oscure, eresie che cercavano di oscurare la luce della verità. Leone non si tirava indietro. Con coraggio affrontava chi distorceva il sacro mistero dell'incarnazione, difendendo con passione la purezza della fede. E non era solo nei confronti di chi minacciava con le parole che Leone si dimostrava forte. Anche davanti alla minaccia delle spade, delle invasioni, non temeva. Quando le orde di Attila, il terribile re dei barbari, avanzavano come un fiume in piena, spaventando persino gli uomini più forti, Leone si fece avanti. Con fede incrollabile si recò da solo incontro a quel terribile conquistatore. Chiunque avrebbe tremato, ma non lui, perché Leone sapeva che la vera forza veniva da Dio e il suo cuore era saldo come una roccia. Attila lo vide e, nel silenzio di quel momento, capì. L'uomo che gli stava di fronte non era solo un semplice uomo. La forza di Dio brillava in lui. E così, senza alzare la spada, senza combattere, Leone riuscì a convincere quel terribile nemico a ritirarsi, a lasciare in pace Roma e il suo popolo. Non era l'unica volta in cui la fede di Leone salvava la città. Anche quando un altro invasore minacciava distruzione, Leone si frapponeva tra la furia e il suo popolo, come uno scudo umano fatto di fede, carità e amore. La sua forza, però, non veniva da poteri magici, ma dalla semplicità di un cuore che aveva dedicato tutto a Dio e al bene degli uomini. Alla fine della sua vita, dopo anni di lotte, di amore e di saggezza, Leone riposava tra le braccia di quel Dio che aveva amato e servito con tutto se stesso. Ma le sue parole,
le sue lettere, i suoi insegnamenti erano come fiori che sbocciavano nei cuori di chi lo aveva conosciuto. Anche dopo la sua morte, la sua voce continuava a risuonare come un canto dolce e potente, portando luce e speranza in un mondo che, ancora una volta, si sentiva meno solo. E così Leone divenne non solo un nome, ma una fiamma eterna, una stella luminosa nel cielo della fede, un esempio di umiltà, di forza e di coraggio. Un uomo semplice, che con la sua fede aveva conquistato persino i cuori più duri, mostrando al mondo che non esiste forza più grande di quella di un'anima che si affida a Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.